Cari amici telespettatori di 37 gradi e mezzo su Teleregione, siete sintonizzati, vi ricordo, cerchiamo con questa trasmissione di esplorare quelli che sono i problemi della nostra isola, cerchiamo di portare alla ribalta le problematiche della nostra regione appunto. Siamo in un sito meraviglioso, qui si respira un'aria magica, siamo nel sito nuragico di Santa Cristina in compagnia del professor Gigi Sanna che ha appena pubblicato un libro che sicuramente farà parlare molto, farà discutere e soprattutto farà storcere il naso a tutti quelli che ritengono di avere la scienza in tasca per quanto riguarda il nostro passato, la nostra preistoria, il periodo nuragico in particolare. Di che cosa si tratta? Di che cosa parla la Stele di Nora, professor Sanna? Dunque, la Stele di Nora è un documento che si sa è stato classificato dagli archeologi come documento fenicio, scritto in caratteri fenici e, secondo sempre la scienza archeologica, anche con lingua semitica. Questo è quello che si dice sinteticamente del documento. Poi all'interno si cerca di interpretare qualche parola e la parola che sembra più accreditata ma non è quella, è quella di Bishardan, cioè in Sardegna. In realtà si tratta di altro. Di che cosa si tratta in particolare? Si tratta invece di collegare il beta alla consonante precedente, per cui esce fuori a Bashardan, quindi si tratta di una cosa che a noi interessa moltissimo, del Sardus Pater, che quindi è registrato nella stele nel X-XI secolo a.C. La Stele di Nora è un documento antichissimo, rinvenuto proprio in quella località, addirittura veniva utilizzata quando è stata scoperta, pare che fosse utilizzata come pietra in un muretto a secco, un documento di un'importanza storica incredibile. Dove si trova adesso? Adesso si trova nel Museo di Cagliari ed è uno dei documenti più interessanti. Io ho scritto nel libro che è uno dei più coccolati, in quanto viene sempre seguito con attenzione dagli studiosi, ci sono sempre delle nuove interpretazioni che però, come spesso succede, partono da presupposti che sono sbagliati, per cui l'interpretazione è sbagliata. Dicevo poc'anzi che questo libro sicuramente farà scalpore, farà discutere non poco. Secondo le teorie del professor Sanna, secondo i suoi studi, i nuragici non è vero che, come diceva Cicerone, si vestivano di pelli e basta, avevano una loro cultura, avevano una loro scrittura. È così, professore? Ma ai tempi di Cicerone io questo non lo so, perché è un periodo di decadenza. Non dimentichiamoci che i sardi erano stati sconfitti nella battaglia vicino a Cornus e lo stesso capo di Sardi, Ansicora, era morto. Però, Si era suicidato, ma così dice la leggenda. Poi non sappiamo se questo sia vero, anche perché Tito Livio non sempre è veritiero in quello che dice. Quello che però possiamo è che nei secoli precedenti, e certamente a cavallo tra il secondo millennio a.C. e il primo millennio, la cultura sarda era eccezionale. D'altronde i nuovi studi stanno portando a far vedere come i sardi navigavano, gli oggetti sardi sono stati trovati dappertutto, soprattutto nell'Etruria ma anche nell'Italia meridionale. È evidente che una cultura che ha dato i nuraghi, che ha dato le tombe dei giganti, i pozzi sacri, era difficile che non possedesse uno strumento come quello che avevano i popoli più importanti di allora, e quindi che avesse la scrittura. Ora è bastato un riferimento casuale come quello delle tavolette di Stricotto di Cabras per poter poi dare il là alla ricerca, che ha dato finora la bellezza di 52 documenti. Ma il mondo scientifico ufficiale, quello di cui parlavo prima, come ha accolto queste sue teorie? Il mondo scientifico, il mondo accademico, insomma, ha accolto la scoperta con una relativa freddezza. C'è qualcuno che ha detto però che non c'era granché da stupirsi. Naturalmente si tratta della parte, come dire, più avanzata e più aperta dell'archeologia. Lo scetticismo non stupisce, anche perché sempre nel mondo scientifico qualsiasi scoperta deve essere non soltanto verificata, ma deve essere attentamente vagliata finché proprio essa è certa e sicura.
Certo è che dopo la scoperta di non 2 o 3 documenti, dopo cioè la scoperta dei documenti bellissimi di bronzo di Stricotu, in seguito al rinvenimento di altri documenti lapidei, ma non solo lapidei, di altri documenti che addirittura stavano esposti nello stesso museo di Cagliari, la scienza avrebbe dovuto aprirsi un po' di più. Avrebbe dovuto cioè cominciare a dire, a vedere se questi documenti potevano attestare bene l'aspetto scrittorio nel periodo del secondo millennio a.C. Dico questo perché è importante che la scienza archeologica capisca che l'archeologia è muta, mentre invece i documenti parlano, e quindi se è vero, come è vero che esistono questi documenti, senza che molti lo capiscono, noi stiamo passando dalla preistoria alla storia, perché la storia, tutti insegnano, non è nient'altro che quello che si riesce a leggere e a vedere, perché ci sono nomi, perché ci sono aggettivi, perché ci sono forme verbali e così via. Quindi il mio auspicio è che continui a crescere, perché adesso sta montando, e direi che sta montando anche una certa protesta da parte delle persone, che cresca l'attenzione per questo aspetto notevole della nostra civiltà. Intanto ringraziamo il professor Gigi Sanna per questa chiacchierata che, cari amici di 37 gradi e mezzo, vi ricordo che siete sempre sintonizzati su Teleregione, riprenderemo nella prossima puntata e vi posso garantire che il discorso si fa mano a mano che si va avanti molto ma molto interessante. Appuntamento alla prossima puntata di 37 gradi e mezzo, sempre su Teleregione chiaramente.